Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7 e vi ricordo come di consueto che siamo anche sulla pagina Facebook, ospite il sindaco Sergio Giordani, abbiamo parlato praticamente dell'ospedale, del tram, dell'auditorium, di tutte le altre manufatti che non funzionano, che sono brutti a Padova e adesso stiamo parlando di quartieri, ne abbiamo già visti 5, vediamo l'ultimo per questa puntata che è il quartiere di Volta Barozzo, sentiamo cosa chiedono il sindaco Giordani. Ci troviamo a Volta Barozzo, anche in questo quartiere abbiamo raccolto domande e segnalazioni da parte di cittadini e residenti diretti al sindaco Giordani e a tutta l'amministrazione comunale. Qua quando chi viene fa fatica per parcheggiare, parcheggi che ne sono pochi. Da aiutare gli anziani. Un anziano che viene qua non vuole una panchina va a sentarsi. Ci vorrebbe un bagno pubblico sul mercato, perché si paga un'esagerazione dei soldi e non usa un servizio. Uno. Che qua si paga troppo, non come pratica, ma di asporto rifiuti. Noi paghiamo tanto, una volta a settimana, cifre fra una cosa e l'altra, 1.400-1.500 euro. Ad esempio i marciapiedi, ad esempio le strade, le vie interne, che ci sono buche dappertutto, che è un disastro. Prima cosa di mettere a posto la via del giardinetto che è tutta rotta, tutta a buche, hanno rotto dappertutto le strade con le fognature, hanno fatto un casino. Le strade sono un po' distrutte, specialmente le vie interne che hanno fatto ultimamente dei lavori, non sono proprio sicure sia per il ciclista che per chi usa lo scooter. Secondo me dovrebbero un po' asfaltare e sistemare le cose. Un po' più di animazione, che c'è della domenica e così via, diciamo non c'è quasi... Pochi eventi per i cittadini. Questo. Siete senza palestre. Abbiamo una palestrina della scuola media in cui non ci sta nemmeno un campo da pallavolo, perciò è piccola. E poi secondo me ci sarebbe da rivalutare il parco di Faggi. Se si potesse migliorare un po' il problema del traffico con le rotatorie, con forse meno semafori, perché mi sa che il problema più grosso sono i semafori. Ci sono molte cose, però mi sembra che a Volta Barozzo, al di là della questione tram, che ne è nato una diatriba interessante, però mi sembra che le strade, i marciapiedi siano il punto più... No, io l'ho afferrato durante la campagna elettorale, tutti quanti parlavano di marciapiedi, per cui... È proprio un disastro praticamente. Vuol dire che sono stati fatta la manutenzione corretta, tutti quanti parlano di marciapiedi, d'altronde abbiamo una popolazione anziana, mamme, bambini, mamme con la carrozzina, è una cosa importante. Ecco, e va fatta. Ma ha anticipato Giordani, nell'intervista che abbiamo visto praticamente di diverse persone, quasi una cinquantina, l'impressione che ho avuto davvero ci sono tantissimi anziani. Sì, anche noi due facciamo parte, anche noi due. Tanto per essere vero, molto chiari. Più io di lei magari molto qualche mese. Però è vero. Però Padova ha una città che il 30% supera i 60 anni. Abbiamo molte persone sole, molti anziani sole, noi stiamo dedicando una particolare cura agli anziani, nel senso stretto, chi abita da solo ha difficoltà, è una cosa in cui il sociale per noi è prioritario, stiamo ponendo molta attenzione sia agli anziani, ai disabili, non è facile, però è il nostro impegno, ma è un impegno che abbiamo fatto anche con le categorie economiche, portare a casa la spesa, i medicinali, è una cosa in cui tutta l'amministrazione è veramente sensibile in questo. Ho un bravissimo Marta Nalini, assessore al sociale, che si sta impegnando molto, è molto giovane, lavora in maniera molto appassionata, molto brava. Anche se lei è giovane, ha poca esperienza, ma ripeto, l'abbiamo tutti noi, forse è anche bene non avere esperienza, perché si vedono le cose in altra maniera. Padova è una città che va curata sotto questo aspetto, sotto l'aspetto sociale. Per noi è prioritario l'aspetto sociale. Ecco, senta, al di là appunto degli anziani, però mi sembra in tutti i quartieri, oltre ai marciapiedi, qualcuno ha detto, e lei l'aveva già anticipato prima di sentire gli ospiti, di sentire le interviste, che in tutti i quartieri devono esserci degli svaghi, degli intrattenimenti. Assolutamente ogni sì. quartiere, ecco, però c'è il responsabile del quartiere che può organizzare questo? Oppure chi lo può fare? Grazie della domanda. Noi penso a febbraio-marzo, l'assessore Bengiolini che sta curando questo, rimetteremo il consiglio di quartiere.
saranno 10 se non sbaglio, anzi non sbaglio, saranno 10, e la volontà è di discutere in continuazione con i cittadini. È l'unica maniera per sapere i problemi, venirne a conoscenza. Molte volte anche le piccole cose creano soddisfazione al cittadino. La panchina, c'è una buca, sono piccole cose che vanno sistemate, ma il dialogo con i cittadini è fondamentale. A me, devo dire, non è che sono andato alla cella, non ho mica ricevuto applausi o trionfi, abbiamo discusso 3-4 ore, però per me è stato molto importante capire determinate cose, capire i bisogni dei cittadini. Mi sono preso nota di numeri telefonici, vado personalmente perché è un diritto del cittadino avere l'assessore, il sindaco che va a vedere il problema. Ci vuole tempo, però è un diritto, io sono al servizio del cittadino. Certo. Lo faccio perché non tutti mi credono, ma perché lo faccio? Lo faccio per il senso civico nei confronti della mia città, che mi ha dato tantissimo. Devo rendere qualcosa. Se ognuno di noi ragiona anche nelle piccole cose verso la città in questa maniera, tutti quanti vivremo meglio. Abbiamo problemi di sicurezza, di viabilità, di traffico, di inquinamento, è vero. Abbiamo tutti questi problemi. Non è che l'amministrazione comunale siamo dei fenomeni e domani mattina li risolviamo. Ci vuole tempo. L'importante è che tutti capiscano che stiamo impegnandoci al massimo e che tutti quanti collaborino. Non bisogna pensare al bene singolo, pensiamo in grande, pensiamo al bene della città un po' alla volta. Alla fine vivremo meglio, sono convinto. Beh, è lei che deve dare questo input e questo messaggio ai cittadini e lo sta dando anche in questa puntata di Primus Inter Pares. Siamo quasi alla conclusione, Sindaco Giordani. Una domanda per una curiosità mi viene. Lei è stato eletto praticamente a Padova, nasce sempre così più o meno, metà cittadini votano il sindaco, non metà, un po' più di metà perché altrimenti non diventerebbe sindaco, l'altra meno di metà è l'opposizione. È nata proprio all'inizio, diciamo, una diatriba tra l'opposizione e l'amministrazione molto forte. Ora mi sembra che le cose stiano lentamente sfumando e lei, con il suo modo di fare, con il suo sposare anime diverse, sta riuscendo a sistemare una città che prima era un po' più nervosa, definiamola così. Diciamo che il feeling di ritorno è buono. Si respira un po' più serenità, non è merito mio, è di tutto il gruppo, lo ripeto, da solo non faccio niente. Io ho un vantaggio enorme. Posso interrompere? Le chiedo scusa se le dico questo. Io sono l'idea che nel bene e nel male è il merito del sindaco, poi il sindaco avrà i suoi collaboratori e lei è giusto che li gratifichi, però la bravura, l'input, si dice in dialetto veneto, anche forse in Italia, che il pesce puzza sempre dalla testa, no? Nel bene e nel male. Quindi lei è quello che poi la firma tutto, perché un assessore potrà dire tutto quello che vuole, ma se lei non firma non può fare nulla. Io ho la fortuna, io sono fortunato, nella mia vita sono fortunato, mi è sempre andata bene tutto, ho sempre avuto compassione, ho sempre fatto cose che mi hanno appassionato, mi hanno fatto piacere, mi hanno insegnato tante cose, dalla Despar al Calcio Padova, all'Interporto, alla Camera di Commercio, a qualsiasi cosa, non solo sport, tutte cose che mi hanno formato nel carattere. Ho anche la fortuna di avere sempre gente capace e da soli non si fa nulla, vi garantisco, non saprei cavarmela, ho bisogno di tutti, del mio staff, ho bisogno degli assessori. Com'è la storia di Bettì che continua con basta, non posso più, ma se facciamo il calcolo delle ore, prende meno una golf? Se facciamo il calcolo delle ore, basta. Io ho capito che l'opposizione piace questa faccenda qua. Se facciamo il calcolo a ore, prende meno della mia colpa. No, finito, basta, non voglio più nemmeno parlare. No. È offensivo nei confronti di Massimo Bettì, punto. No, non voglio più parlare. D'accordo, ho letto sul giornale... Basta. Hanno altri... Io non so, ha un tempo da perdere. Vede che si arrabbia. Non mi arrabbio mai, ma basta. Ma è stalking questo, è un bravo ragazzo, io mi fido, l'ho scelto e mi va benissimo, punto. Perfetto, è stato chiaro. Stava finendo il discorso. Oh, non mi ricordo più, adesso mi sono arrabbiato. Si è arrabbiato una cosa, mi viene da sorridere, non l'ho mai visto così scatenato. No, al di là, perché ho visto proprio la Brunetti che era nelle dichiarazioni. Mi è dispiaciuto moltissimo che l'Alessandra faccia queste cose. Mi ha dispiaciuto. Ho un bellissimo rapporto e anche lei con
con Massimo. Io non ho capito. Io ho capito, non so perché, non so per come, non mi dispiace. Sono rimasto molto dispiaciuto, molto dispiaciuto. Si può immaginare, vabbè. Le stavo dicendo che il sindaco non si ricorda più quello che stavamo dicendo. No, sto dicendo, io non sono un sindaco. Viene mitizzata la figura del sindaco, viene mitizzata. Io sono un regista, ho attori che stanno aiutandomi, stiamo facendo un lavoro assieme. Ma è giusto, uno pensa che il sindaco risolve i problemi. No. A me chiedono posti di lavoro, abitazione, ma non sono capace. Posso fare qualche piacere tramite amici, ma alla fine chi va a finalizzare il tutto sono gli assessori specifici. Sindaco Giordani, tutto corretto ed le fa onore a quello che stai dicendo, però no, è così. No, la legge italiana tempo fa ha detto diamo più potere ai sindaci. È vero, vero? No, io non mi sto nascondendo, non sto discutendo. Io, se ci sono problemi e responsabilità, sono miei, perché alla fine decido io, non ci sono ombre di dubbio, ma non posso disconoscere quello che fanno gli assessori, il mio staff, sono bravi, non sarei capace di andare avanti. Non sono un tutologo, non ho esperienza politica, non ho passato politico. Fino a ieri facevo l'amministratore di un'azienda, fino a ieri, sono passati 7 mesi. Politicamente in questi 7 mesi ho imparato, avrò finito di imparare tra 5 anni, ma adesso ogni giorno imparo qualcosa, è difficile imparare tutto. L'amministrazione... Tra 5 anni la città le chiede, senta, lei ha fatto benissimo, la rivogliamo tra ancora. 5 anni ci pensiamo. Mi piace già di più. La logica è cercare di fare il meglio per la mia città. Io vivo in questa città, ci passo ogni giorno, ogni mattina da casa mia al comune, torno indietro, vado nei quartieri. Sono molto gratificato quando le persone mi dicono grazie, stiamo andando bene, si sta molto meglio. Chiaramente i miei fans fanno. Dopo ci saranno quelli a cui non sono simpatico, non mi dicono niente, piacere, non posso piacere al 100%, però penso che qualcosa, se prima era un po' più del 50%, adesso sarà qualcosina in più. Senta, sono d'accordo, nella vita mica a tutti si può piacere, come dicevo. Senta, siamo in conclusione, così divaghiamo un po'. La famiglia cosa dice? Sei sempre via da casa, non ci segue più? L'unica cosa negativa di quello che sto facendo è che non ho più tempo. Ho tempo, non ho più tempo per i miei nipoti, per la mia moglie, per la mia famiglia, per gli amici, non ho più tempo. È l'unica cosa negativa in questa occupazione. A me dispiace perché vuol dire sacrificare gli affetti, le amicizie, però veramente... qualche amico si è anche arrabbiato, insomma, il tempo. Io cerco di dare il massimo nel mio piccolo, comincio presto la mattina, finisco tardi la sera, non riesco a fare tutto, vorrei fare di più, non sono capace, però ho il tempo per dormire e basta. Bene, io le auguro, siamo arrivati in conclusione. Prima di tutto le faccio complimenti, l'ho visto bene, fisicamente bene, sto benissimo. Le altre volte quando l'ho avuto ospite ho visto che era ancora un po', perché lei purtroppo, sotto un certo punto di vista, qualcuno, lo ricordo, a una serata ha detto il sindaco Giordani, Mario Liccardo, faccio che non mi ha detto, è stato un eroe, e in parte condividevo. Massimo mi vuole troppo bene. No, Massimo, Mario mi vuole, no, però certo. Mario mi vuole troppo bene, per cui dice questo, non sono un eroe. No, aspetti che finisco, non è un eroe, però dopo quello che ha avuto, in parte Mario Liccardo ha ragione, perché lei non ha fatto diciamo quello che doveva fare, perché se doveva essere, e se era un paziente normale doveva andare a Venezia, doveva fare un recupero, doveva perdere la battaglia da sindaco, invece lei tenace, l'ha lottato, non ha mollato, quindi merito suo, ma è stato un eroe da questo punto di vista. Non sono un eroe, io sono una persona determinata, ho l'intelligenza, la cultura, tutto meglio, sono uno uguale a tutti gli altri. Io non sto dicendo questo, che è una cosa diversa. Lei è medio, tutto quello che vuole. Io dico che è stato un eroe per la malattia che ha avuto e per continuare la battaglia per diventare sindaco. Su questo punto di vista, che lei voglia o cerchi di sminuire questo, non è un eroe dell'arresto, è un eroe perché quello che ha fatto, che poi ha anche vinto e che questa malattia le ha fatto perdere anche dei voti, bisogna riconoscere quello che ha detto Mario Liccardo e condivido che è stato un eroe. Poi dopo tutto il resto ha ragione di dire tutto quello che vuole. Sono fortunato. È un uomo fortunato, quindi però è giusto dire... Sono fortunato anche perché da questa esperienza, e quindi la famiglia... da questa esperienza ho capito tantissime altre cose.
ho avuto la fortuna di conoscere medici importanti, la mia logopedista, persona eccezionale. Pensate, dal 12 maggio all'altro ieri ho una persona che mi aiuta, non parlavo più. Ha finito adesso il logopedista? Sì, sì, ma dico, non parlavo più, ho instaurato questa persona, che intraprendo, non faccio nomi, non è simpatico, anche un rapporto di amicizia. Non bastano fare il cognome, come si chiama il nome? No, di amicizia. Non c'è mica un problema. È molto brava, è molto brava. La pazienza che ha avuto con me è incredibile, non parlavo più, mi ha ridato la parola, bravissima, bravissima. Certo. Non devo dire, ma tutti i medici che mi hanno assistito, abbiamo una sanità, noi non ci rendiamo conto della sanità, della qualità che abbiamo, però, e non lo facevano, preciso, non l'ha fatto per me, perché in stanza eravamo tutti uguali. Sindaco Giordani, abbiamo una sanità eccezionale. Stia attento che Padova deve mantenere questa eccellenza. Certamente le strutture sono fondamentali, le strutture sono fondamentali, e anche i medici sono fondamentali. Difatti il rischio era, se non prendevamo una decisione, oggi io posso andare a curarmi a Treviso, a Vicenza, a Bassano, dove voglio. Per cui questo è il pericolo. Abbiamo dei medici importanti, non possiamo perderli per colpa delle strutture. Assolutamente. È una cosa in cui il sottoscritto, il rettore, magnifico rettore che si sta impegnando con me, bisogna mantenere la qualità. Ma devo dire anche la sanità regionale sta bravissimo, il direttore Luciano Flor. Non ho niente a dire, stiamo collaborando al massimo. Va bene, perfetto. Allora speriamo continui così, come ha detto in questa trasmissione. Prima di chiudere, ovviamente ricordiamo l'appuntamento all'11 marzo, dove noi l'attendiamo con ansia, perché abbiamo il patrocinio anche del Comune. Per chiudere il discorso della mia famiglia... Aspetti, perché abbiamo messo il cartello, lo può dire, ritorniamo in studio, perché ritorniamo Claudio in studio un attimo. Non volevo... Prego. Mia famiglia, ho una famiglia eccezionale, che mi ha aiutato, che mi aiuta, che capisce i problemi, mia moglie fenomenale, che capisce i problemi che ho, i problemi di tempo, mi sta aiutando in maniera importante. Tutti i miei figli, Geno, ma lo sai, dico una cosa, Giordani, che non dovrei. Sto cercando di fare il professionista serio per un'intervista come giusto sia, perché di fronte al sindaco di Padova, però io non l'ho mai sentita parlare male di nessuno da quanti anni lo conosco. Non l'ho mai, io ho parlato male di lei quando era presidente del Padova, però io non ho mai sentito parlare male lei di nessuno. No, ma la mia famiglia, è una sua, oltre alla famiglia è una cosa importante. Questo è ovvio, è naturale, ma però molto a livello se io non ho la mia famiglia, arrivederci. Guardi, non ha mai parlato male neanche di Massimo Bitoci. Ma perché devo parlare male? No, ho detto non vedo perché devo parlare male, mi è anche simpatico, l'ho detto 1000 volte. Ho detto che caratterialmente lei è uno che sposa molte anime, questo le fa onore. Massimo, mi è anche simpatico, vi aspetto l'11 e ascoltatemi, cittadini di Padova, insieme si va meglio, tutti assieme si fa molto meglio. 11 di marzo andiamo a vedere la locandina. 11 di marzo, evento di solidarietà al Grand Teatro Geox, vi ricordo alle ore 18 per l'hospice pediatrico di Padova, per l'Olus, l'isola che c'è. Vi ricordo il rincasso ovviamente sarà devoluto a questo ospedale, a questa Olus, dove vanno dei bambini che non hanno nessuna possibilità di ritornare come prima. Chi vivrà male, chi invece purtroppo non ci sarà più. Noi raccoglieremo soldi per dare nuovi posti letto a questi bambini che sono più sfortunati di tantissimi altri, quindi acquistate i biglietti, perché è giusto aiutare anche le persone che sono in difficoltà. Grazie Sergio Giordani. Grazie a voi, grazie dell'invito, sempre un piacere. Anche per noi, e noi invece salutiamo i nostri telespettatori dando appuntamento a buona serata a tutti. Buonasera, a mercoledì prossimo con una nuova puntata di Primus Inter Pares. Buonanotte. Grazie.